Gentili amici in ascolto, ben ritrovati, un saluto da Claudio Costanzo, lieto di raccontarvi quanto accaduto a Luigi Averna di Riposto per la sesta giornata del campionato di prima categoria siciliana che vedeva per il girone E la Russo Sebastiano ospitare l'Atletico Messina appaiate a 4 punti in classifica e reduci l'una i padroni di casa dalla sconfitta contro l'Aci Catena, gli ospiti dell'Atletico Messina dal pari casalingo contro l'Aci San Filippo. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Signorino possiamo passare a raccontarvi del film della gara che vede la Russo Sebastiano in completo azzurro con inserti bianchi attaccare da destra verso sinistra, ma la prima occasione è di marca ospite con questo pallone scodellato dentro sul quale per poco non c'è l'autogol di un difensore della formazione locale. Ancora l'Atletico Messina meglio in questo avvio, il tiro di Cenci però non crea grossi grattacapi all'estremo difensore Cisterna, dove a rispondere invece dall'altro lato la formazione padrona di casa con questo traversone di Napoli che però non impensierisce la Fauci, che torna a difendere la porta dell'Atletico Messina quest'oggi quando hanno un'occasione i biancazzurri. Mister Caruso, viene fischiato fallo per questa carica di Bonanno che serve tutto solo in mezzo all'area un compagno, si divora però il gol dello possibile 0-1. Siamo già al secondo tempo della gara quando la Russo Sebastiano reclama per questo fuorigioco fischiato a Napoli. Dall'altro lato però ha una buona occasione Atletico Messina con Bonanno che si incuna in area, prova col diagonale, centra solo l'esterno della rete. Arriva intanto il primo giallo per Falco della Russo Sebastiano, risulterà pesante nell'economia della gara questo cartellino quando all'altro lato c'è un'ottima chiusura difensiva operata da Bonsignore che torna a guidare la difesa dei biancazzurri dagli sviluppi dello stesso calcio d'angolo. Altra buona occasione per i padroni di casa, la migliore della gara però e su questo colpo di testa di Morabito la ribattuta non trova pronto il numero 33 Bonsignore, che non riesce a coordinarsi per colpire di testa il pallone, gli schizza praticamente davanti. Opera il primo cambio mister Caruso intanto con Cenci che lascia spazio a Tavilla col numero 25. L'Atletico Messina ancora con questi palloni lunghi va a cercare la torre aerea, viene scalciato da terra Tavilla a operare il fallo. Era stato il già ammonito Falco che abbandona il campo al 73esimo minuto di gioco. A seguire secondo cambio per mister Caruso con Pagliaro che torna in campo a fare spazio e Capitan Bonanno è proprio Pagliaro a fare la torre in questa occasione. Non è lesto però è bravo il proprio compagno a colpire il pallone per mandarlo in rete. Altra buona occasione questa volta dell'Atletico Messina, sul quale però fa buona guardia l'esperto difensore Cisterna. Sarà questa l'ultima emozione della gara, triplice fischio pari a reti bianche, si dividono la posta Russo Sebastiano Atletico Messina, un punto che non serve praticamente a nessuno. E allora da Claudio Costanzo e dalla Wii Sport, augurandoci una lieta visione, non resta che ringraziarvi. Un saluto e al prossimo servizio.